Tragedia della strada nel Vicentino, ciclista cinquantenne travolto e ucciso da un'auto pirata che lo fa cadere in un canale di scolo, caccia al responsabile. Folle corsa contromano in A22 per un giovane tedesco bloccato dalla polizia dopo un inseguimento, e a Noventa Padovana intanto polemiche per la corsa ad alta velocità in tangenziale di un consigliere comunale di maggioranza. Lo stabilimento balneare non rinnova il contratto con Gianni Scarpa, il gestore di Playa Punta Cana ha finito nella bufera quest'estate, ma è stata una scelta di comune accordo, dice l'uomo, non c'entrano le polemiche. Referendum sull'autonomia e la provocazione di 2 sindaci del Padovano dal 23 ottobre, porte sbarrate e cittadini che non saranno andati a votare. Assalto esplosivo al bancomat dell'ufficio postale di Bagnoli di Sopra nel Padovano, lo scoppio provoca anche un incendio, intervento dei vigili del fuoco e danni ingenti. Bodyguard volontari per scortare donne in centro nelle ore più a rischio per la sicurezza. La sperimentazione arriva da Conegliano. Inaugurata all'ospedale di Castelfranco la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, 138 posti letto in più e un'alta specializzazione per la cura dei tumori. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di una tragedia sulla strada, la cronaca dell'azione di un'auto pirata, è l'ipotesi più accreditata da parte degli inquirenti. È stato ritrovato il corpo di un 53enne ciclista la scorsa notte in un canale di scolo tra Sarego e Lonigo nel Vicentino, e frammenti di un'auto che molto probabilmente lo ha travolto e gettato nel canale. Sentiamo. Sarego, giallo sulla morte di un ciclista trovato senza vita all'1 della scorsa notte in un fossato a lato della strada lungo via Manzoni, la provinciale 500. La vittima Francesco Fortunato, 53enne di Lorigo. I vigili del fuoco, chiamati dagli amici dell'uomo che hanno rinvenuto il cadavere dopo ore di ricerche, l'hanno recuperato riverso in un canale di scolo con appena pochi centimetri d'acqua. Pochi ma fatali. Deve avere sbattuto violentemente il capo, aver perso i sensi per annegare in una minima quantità d'acqua. Qualche metro più in là la bicicletta, sull'asfalto frammenti di auto, il che porta gli inquirenti a pensare che il 53enne sia stato travolto da un pirata della strada che ha abbandonato il ciclista a una tragica fine. Inutili i soccorsi dei sanitari del SUEM, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Francesco Fortunato. Ora i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e risalire a chi potrebbe aver causato la morte del 53enne. E in tema di sicurezza stradale un'altra notizia, questa volta è una tragedia sfiorata perché c'è stata una folle corsa contromano in A22, l'autostrada del Brennero, da parte di un giovane tedesco bloccato dalla polizia dopo un lungo inseguimento. I centralini della polizia stradale bollenti, chiamate continue di automobilisti terrorizzati. C'è una Golf che viaggia come un missile contromano, bloccatelo o ammazza qualcuno. Voci che si sono moltiplicate 2 sere fa sull'autostrada del Brennero A22. Un'auto non solo in senso vietato di marcia, ma a una velocità che ha toccato i 160 km all'ora per un tratto di almeno 40 km. È un miracolo che non si sia scontrato con altre vetture. Gli automobilisti in transito sono riusciti a evitarlo. Alla guida un ragazzo tedesco di 28 anni, già in cure in passato per problemi psichiatrici. Era sparito da 3 giorni da Monaco di Baviera dopo una delusione d'amore. Gli agenti veronesi si sono messi in contatto con i colleghi del centro operativo autostradale di Trento e hanno predisposto un piano per fermare quella Golf impazzita. I trentini hanno bloccato il traffico verso sud, gli agenti della Polstrada Scaligera hanno inseguito l'auto fino a quando sono riusciti ad affiancarla. Dal finestrino hanno convinto il guidatore a seguirli e lo hanno accompagnato fino alla prima area di servizio, dove l'hanno poi bloccato. Quando è sceso non riusciva quasi a parlare e quello che diceva era totalmente sconnesso. Dai documenti è stata ricostruita la sua storia. Da 3 giorni i genitori avevano lanciato l'allarme sulla sua scomparsa. Avvertiti, i familiari sono arrivati a Verona e l'hanno riportato a casa dopo un passaggio all'ospedale e dopo che gli era stata ritirata la patente. Un epilogo miracoloso per il viaggio di quel proiettile impazzito nel buio. Intanto a Noventa Padovana ci sono polemiche per la corsa notturna a bordo di un'auto di grossa cilindrata e ad alta velocità di un consigliere di maggioranza.
A Noventa non si parla d'altro perché a finire nell'occhio del ciclone in tema di sicurezza stradale un consigliere comunale di maggioranza, Pietro Galeazzo, eletto nel gruppo Bisato sindaco con Noventa, autore assieme ad un amico di una corsa notturna sia in paese che lungo la tangenziale padovana, che il consigliere si è anche premurato di riprendere in un video che ha suscitato un polverone. A bordo di una potente Mercedes, Galeazzo, attualmente membro della Commissione Sicurezza, nonché ex assessore nella precedente legislatura, percorre con l'amico via Cappello a Noventa il ponte Darwin lungo la tangenziale. Il rombo del motore è sintomatico di una forte accelerazione che l'ex assessore assicura però essere stata sempre entro i limiti di velocità in una strada a quell'ora deserta e in un lungo rettilineo, ma la polemica rimane tra chi ricorda gli incidenti stradali che si verificano anche nel Padovano a causa della velocità elevata e chi ricorda come proprio da una figura pubblica che riveste un ruolo istituzionale sia arrivato un esempio tutt'altro che costruttivo. Ancora la cronaca, lasciamo però la sicurezza stradale, siamo sempre nel Padovano, a Bagnoli di Sopra, un assalto esplosivo al bancomat dell'ufficio postale, un assalto che però oltre a scardinare la struttura provoca anche un incendio. Con l'esplosivo hanno fatto saltare il bancomat provocando un principio di incendio che ha fortemente danneggiato alcuni uffici. Alle 4 di notte i vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza in via Matteotti all'ufficio postale di Bagnoli di Sopra. Le squadre di Rovigo ed Este, intervenute con 3 mezzi e 12 operatori, hanno spento le fiamme divampate all'interno dell'ufficio postale, fiamme causate dallo scoppio dell'esplosivo utilizzato per far saltare lo sportello del banco posta, andato divelto ma con le banconote segnate dall'inchiostro indelebile. Danni alla controsoffittatura dei locali e divisori dell'ufficio non agibile fino al ripristino della struttura. Sul posto i carabinieri di Conselva e la direttrice dell'ufficio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 7. Nuovo caso di meningite a Padova, questa volta si tratta di una bimba di appena 5 mesi. Ricoverata d'urgenza in pediatria per meningite, una bimba padovana di appena 5 mesi è ora fuori pericolo. Qualche giorno di febbre alta, malessere e inappetenza avevano convinto i genitori ad accompagnare la figlia al pronto soccorso. La prima diagnosi è stata confermata dagli esami successivi, meningite da pneumococco. Le cure a cui è stata sottoposta tempestivamente la piccola hanno sortito effetto ed ora la bambina è stata dichiarata fuori pericolo. Contestualmente è scattata la prevenzione di eventuali contagi con i contatti più vicini. Per prevenire il contagio da pneumococco è sufficiente assumere una terapia antibiotica su prescrizione medica. Dramma sfiorato questa mattina a Campigo di Castelfranco, siamo nella Marca trevigiana, quando un 52enne che stava lavorando nel suo campo è stato punto da una vespa ed è andato in shock anafilattico. Fortunatamente le persone che si trovavano con lui hanno immediatamente dato l'allarme, l'uomo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Castelfranco dove versa in buone condizioni, non è fortunatamente in pericolo di vita. Lasciamo la cronaca adesso per un momento e torniamo a parlare del referendum sull'autonomia del 22 ottobre, dibattito aperto in questi giorni e anche spazio alle provocazioni come quella di due sindaci del Padovano che si dicono convinti della necessità di votare e quindi lanciano questa sorta di minaccia provocazione, ovvero chi il 22 ottobre non andrà a votare non verrà ricevuto poi nei giorni successivi, nei mesi successivi nei nostri municipi. Dal 23 di ottobre chiederò ai cittadini che chiedono l'appuntamento di venire a parlare con sottoscritto di portarmi il certificato elettorale, perché non accetterò più richieste di sistemazione di buchi, di alberi, di fossi, roba del genere, se non mi dimostrano questo. Chiaro? Avete capito bene? A Campo San Martino la porta del municipio resta sbarrata per chi non presenterà il certificato di voto. Parola di Paolo Tonin. Il sindaco aprirà le porte a chi dimostrerà di essersi recato alle urne. E non c'è solo lui.
Anche Bobo Miatello di San Giorgio in Bosco intende adottare la linea dura. Siccome io di media ricevo dai 900 a 1000 persone all'anno, dopo il 22 di ottobre vorrò vedere se hanno il timbro della sezione dove sono andati a votare per il referendum. Provocazione o proposta concreta? Difficile capirlo. Sta di fatto che l'idea fa proseliti, dall'Alta Padovana al Bassanese. Chi vuole parlare con Giada Scuccato, sindaco di Pozzoleone, dovrà anche in questo caso portare con sé la tessera elettorale. Anche io il 23 di ottobre chiederò la ricevuta dei voti dei miei cittadini, ma soprattutto chiederò a loro se si sono espressi su un referendum che ci dà forse per la prima volta nella storia la possibilità di avere un minimo di autonomia, un minimo di capacità di cambiare veramente la storia. Il fronte dei sindaci leghisti è compatto, ma non mancano le eccezioni. Paolo Bordignon, primo cittadino di Rosà, parla di discriminazione, ma poi lancia un messaggio ai suoi concittadini: non venitemi più a parlare di autonomia se il referendum si dovesse rivelare un flop. Non mi sento personalmente, ma anche in qualità di sindaco, di fare queste discriminazioni, ma credo che l'appuntamento del 22 ottobre è un appuntamento importantissimo per tutti i veneti. Qui non c'entrano i partiti politici, qui c'entra la dignità di un popolo, qui c'entra un aspetto economico importante. Per cui il 23 ottobre chi verrà dal sindaco a lamentarsi perché in Italia non funzionano le cose, le tasse sono troppo alte, credo se non è andato a votare deve avere farsi un esame di coscienza molto importante. Questo è un aspetto importantissimo e una dignità di un popolo veneto. Grazie. Oltraggio a pubblico ufficiale, l'accusa della quale dovrà rispondere davanti al giudice monocratico del tribunale il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il GIP Marco Pacagnella ha infatti rinviato a giudizio il primo cittadino lagunare nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dalla PM Alessia Tavarnesi per alcune frasi offensive pronunciate nei confronti del capogruppo consigliare del PD Andrea Ferrazzi. Gli episodi finiti sotto accusa risalgono allo scorso 21 dicembre. Brugnaro, durante la seduta per l'approvazione del bilancio, nel rivolgersi a Ferrazzi, avrebbe detto prima non hai niente in quel cervello e successivamente non sei niente. Se per il pubblico ministero quelle frasi rientravano unicamente nell'ambito della contesa politica e per questo aveva chiesto l'archiviazione, per il GIP non si tratta di semplici ingiurie perché Ferrazzi, in qualità di consigliere comunale, è un pubblico ufficiale, quindi è oltraggio, secondo il GIP, a pubblico ufficiale. Per questo il sindaco è stato rinviato a giudizio. Adesso andiamo a Conegliano, ci spostiamo nuovamente nella Marca, parliamo di sicurezza in città, nelle ore più a rischio, sicurezza soprattutto per le donne. Allora, dalla Giunta l'idea di guardie del corpo per le donne. Bodyguards per garantire la sicurezza delle donne negli orari più a rischio. Le guardie del corpo arriveranno a Conegliano a breve e saranno dedicate inizialmente alle frequentatrici del Teatro Accademia nei fine settimana. Donne che spesso sono costrette a spostarsi a piedi dal parcheggio di via Pittoni o via del Ruglio e che negli ultimi tempi spesso hanno manifestato la loro preoccupazione per il timore di dover affrontare il tragitto da sole durante i weekend della Movida, con tanta confusione in centro, terreno ideale per la microcriminalità. Il promotore dell'iniziativa è l'assessore Claudio Toppan, che spiega: ho chiesto la disponibilità ad alcune associazioni, protezione civile, alpini, carabinieri in congedo. Non sono necessari tanti volontari, è sufficiente che ci siano dei punti di riferimento che al termine degli spettacoli organizzino dei gruppetti con le persone che desiderano essere accompagnate e riprendere l'auto. Steward a costo zero dunque, che potrebbero servire da deterrente. Il servizio partirà a breve in fase sperimentale in occasione degli eventi più importanti e se si rivelerà utile e apprezzato potrà essere esteso a tutti gli eventi e magari anche ad altre strutture della città. A proposito di sicurezza in centro, a Mestre, colpito con un fendente all'addome lasciato collassare a terra, una notizia da poco giunta in redazione. Un uomo di origine africana è stato infatti accoltellato stamane a Mestre in via Piave, è stato operato d'urgenza e parrebbe fuori pericolo, intanto il suo aggressore si è dileguato. I carabinieri sanitari del 118 lo hanno soccorso all'altezza dell'intersezione con via Montenero, vicino al negozio Leonardo Gioielli. La vittima è stata ferita con un'arma da taglio, probabilmente un coltello, ma gli investigatori non escludono che possa essere stato utilizzato anche un coccio di bottiglia oppure un altro oggetto appuntito. L'area è stata delimitata per consentire agli uomini della scientifica di raccogliere elementi preziosi per le indagini. Ci sono in zona
alcune telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso la vicenda e il fatto di sangue. Restiamo a Venezia per tornare a parlare della cosiddetta spiaggia fascista, anche se poi per la procura spiaggia fascista non è, visto che ha archiviato la posizione di Gianni Scarpa, un Gianni Scarpa che però non gestirà più Playa Punta Canna perché lo stabilimento balneare non gli ha rinnovato il contratto, di fatto licenziandolo, anche se raggiunto al telefono stamane dice non è un licenziamento, ci eravamo messi già d'accordo. Sentiamola allora. La società Summertime, concessionaria del tratto di spiaggia di Playa Punta Canna, non ha rinnovato il contratto stagionale con Gianni Scarpa, protagonista della polemica estiva sui cartelli inneggianti al Duce nello stabilimento balneare. L'indagine su di lui per apologia di fascismo si è chiusa con l'archiviazione, ma la prossima estate non sarà lui a gestire la spiaggia alla quale ha dedicato quasi metà della sua vita. Una decisione presa di comune accordo già ai primi di settembre, racconta Scarpa, sulla quale invito a non fare illazioni. Io dopo 22 anni che sono lì, anno nuovo a marzo ho 65 anni. Se io non mi metto in disparte, questi giovani che sono dentro, quando crescono con una figura pesante come la mia, mai. E allora ho deciso di comune accordo, ci vogliamo bene, abbiamo una stima reciproca enorme. Che mi tiro e riparto, mi faccio un po' di vacanze, capito? E gli do lo stesso qualche consiglio, invece di stare lì parecchie ore, stavo lì un'oretta ogni tanto quando capisco che hanno bisogno del mio consiglio. Quei ragazzi sono cresciuti con me, mi vogliono bene, io ne voglio a loro, racconta Scarpa, per il resto non ho problemi. Dalla metà di agosto ho già ricevuto 2 proposte per gestire stabilimenti a Sottomarina, una a Rimini e una a Riccione. Non so se accetterò, ma di sicuro mi ha fatto piacere. Devo dire che questa gente ha capito che ho lavorato bene, ma come si fa a dire che ho lavorato male? Ho dato la vita per Punta Canna, è una spiaggia integerrima con un ordine assoluto, quello che ci vorrebbe in ogni settore in Italia, e allora saremmo tedeschi, non saremmo più italiani. Allora torniamo a parlare del caso sempre nel veneziano, a Mestre, lo ricorderete, l'omicidio di Lidia Taffi Pamio, uccisa a coltellate nel 2012 nel suo appartamento di Viale Vespucci, novità in arrivo nella intricata vicenda giudiziaria. A 5 anni dall'omicidio di Lidia Taffi Pamio e quasi 2 dall'inizio dell'indagine a suo carico sarà processata Susanna Lazzarini, accusata in concorso del delitto. La sua testimonianza è stata la principale prova a carico di Monica Busetto, condannata in appello all'ergastolo per l'assassinio dell'87enne mestrina, avvenuto il 20 dicembre 2012 nel suo appartamento di Viale Vespucci. Sentenza contro la quale è stato presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Milly Lazzarini ha raccontato agli inquirenti di aver strangolato e poi accoltellato l'anziana per questioni di soldi, aiutata dalla Busetto, vicina di casa della donna. Secondo la sua versione, la Busetto sarebbe entrata nell'appartamento attirata dai rumori della lite e avrebbe preso le parti della Lazzarini, partecipando attivamente all'uccisione. Già condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio di un'altra anziana, Francesca Vianello, ora per Milly è stato chiesto il rinvio a giudizio. La data dell'udienza preliminare sarà fissata nei prossimi giorni. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ancora servizi. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, ripartiamo parlando di social, di Facebook. Attenzione a quello che postate su Facebook, sentite cosa è successo a una coppia di coniugi di Valdobbiadene. Una foto scattata e postata su Facebook, protagonista una buca in giardino dove ben presto avrebbe dovuto essere installata una bella piscina. Un sogno per i proprietari che hanno voluto condividere l'idea con gli amici sui social. Grave errore, perché a vederla è stato anche un dipendente del comune che ha deciso di verificare se le autorizzazioni fossero tutte a posto. Ebbene, pochi giorni dopo il sogno si è trasformato in un incubo. Alla porta della famiglia che vive a Valdobbiadene bussano gli agenti della polizia locale. Nessuna domanda di autorizzazione e scatta la denuncia per abuso edilizio. I proprietari decidono di sistemare subito le cose, coprendo la buca e dicendo addio alla piscina in giardino. Ma le cose non vanno come pensano loro e la giustizia italiana fa il suo corso, in questo caso anche molto velocemente. Così ai 2 coniugi arrivano altrettanti decreti penali di condanna da 6.500 euro l'uno, in sostituzione di una pena di 5 giorni di arresto. Con 13.000 euro sul groppone però prendono la decisione di opporsi alla condanna e di sfidare la giustizia in tribunale. Una scelta che alla fine li ha premiati perché entrambi sono stati assolti.
L'avvocato della famiglia ha infatti sostenuto la totale buona fede dei suoi clienti in merito alle procedure burocratiche che avrebbero dovuto in effetti seguire, ma ha anche presentato una sentenza della Cassazione nella quale, in una circostanza simile a quella affrontata a Treviso, la Suprema Corte aveva fatto pendere la bilancia per la soluzione. Nel frattempo è sparito il sogno della piscina ed anche quella foto vista dalla persona sbagliata. A Castelfranco, dove da ieri è in realtà la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, lo IOV, 138 posti letto in più e un'alta specializzazione nella lotta ai tumori. Eccola la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto all'ospedale di Castelfranco. Lunghi mesi di polemiche per il contestato taglio di posti letto al San Giacomo. Come al solito poi i dibattiti finiscono quando si vede l'operatività. Oggi è finito il dibattito, poi posso dire, fa più rumore una pianta che cade e una foresta che cresce. Questa è la foresta che cresce, che curerà migliaia di veneti e non solo, rispetto ad alcune patologie oncologiche che sono particolari. Di posti letto in più per i malati oncologici rispetto alla disponibilità di Padova ce ne sono qui 138 più 25 riservati a pazienti provenienti da fuori regione. In continua crescita sono ad oggi il 17% dei pazienti trattati, anche da qui l'esigenza di ricavare nuovi spazi al secondo, 10°, 11° e 12° piano dell'ospedale castellano. Da lunedì inizieremo con attività di natura ambulatoriale, che questa è un'attività però di nicchia altamente specialistica. Si tratta di ambulatori afferenti ai tumori ereditari come l'oncogenetica. Abbiamo poi l'oncologia preventiva, per giungere poi l'altro ambulatorio che riguarda i controlli a lungo termine e quindi persone guarite. Da febbraio l'attivazione della prima unità operativa di degenza, chirurgia dell'esofago e delle vie digestive, con 20 letti. Con la sede distaccata si amplia l'offerta assistenziale di Padova, si amplia con l'attivazione di nuove unità operative ad oggi non presenti. Alcune sono unità operative proprio non presenti in Veneto, sono unità operative altamente specialistiche. Pensiamo all'oncoginecologia, che sarà la seconda unità operativa che attiveremo. Lo dico ad antenna, come sapete da mesi ormai c'è questa possibilità di segnalare disagi, disservizi, problemi nella vostra via, nel vostro quartiere, nel vostro paese. I 3 modi li conoscete, ma li ripetiamo sempre. redazione@antena3.it per mandare una mail. 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria che sintetizzi il problema, o sms o whatsapp al numero 351 175 5340. Adesso parliamo della ciclabile Ostiglia-Treviso, i lavori che vanno avanti, la pista storica ex ferrovia passa ovviamente anche per molti paesi del Padovano e dopo molti anni di attesa ieri è stato inaugurato il ponte che attraversa il Brenta tra Campo San Martino e Curtarolo. Un altro pezzo della Ostiglia-Treviso è stato aggiunto al puzzle della ciclabile creata in questi ultimi anni sul sedime dell'antica linea ferroviaria militare. Di costruire un nuovo ponte sul Brenta tra Campo San Martino e Curtarolo se ne parlava da una quindicina d'anni, dai tempi di Vittorio Casarin. Felici a dir poco i ciclisti. Il coronamento vuole dire di un sogno. Abbiamo cominciato attorno all'inizio del 2000 a proporre che questo itinerario fosse realizzato. Va ricordato che all'interno del Veneto transita tutta una serie di reti nazionali e internazionali, per cui è fondamentale quest'opera. Prima di questo moderno ponte ciclopedonale c'era quello della ferrovia, costruito circa un secolo fa. È ancora visibile uno dei 2 plinti che venne impiantato nel greto del fiume. Un ponte che durante la Seconda Guerra Mondiale subì almeno 300 bombardamenti alleati, dato che di qua passavano i rifornimenti alle truppe tedesche. Sull'ex ponte ferroviario il sindaco di Curtarolo ci offre un'immagine molto suggestiva. Di qua probabilmente passò anche Primo Levi, quando dal campo di concentramento di Fossoli, dove era internato, andò a Mantova, da Mantova ad Ostiglia, da Ostiglia a Treviso, e da Treviso purtroppo poi lo portarono in vagoni piombati ad Auschwitz.
Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con 20:10, l'arte e la cultura sotto i riflettori di 20:10 questa sera, perché si parla del Giorgione, si parla di un grande nome della pittura mondiale, non solo ovviamente veneta e trevigiana, e si parla della mostra Le Trame del Giorgione, l'allestimento che sta per aprire a Castelfranco nei prossimi giorni. Questa sera con noi Danila Dal Pos, la curatrice della mostra. A non perdere dunque la puntata di questa sera con 20:10. E adesso vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Pressione in aumento sul nostro paese e dunque tempo stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una bella giornata soleggiata e stabile su tutte le province, da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata, ma sarà del tutto innocua. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere in lieve calo, le massime saranno comprese tra i 16 e i 21 gradi, minime tra 5 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui migliora il tempo, cielo completamente sereno su gran parte dei settori o soltanto con poche nubi alte sulle aree centro-settentrionali. Temperature massime tra i 17 e i 19 gradi circa, minime attese tra i 6 e gli 8 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ultimi addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi di confine, sole prevalente altrove. Vediamo anche le temperature, le massime si attesteranno intorno ai 19-21 gradi, minime sui 3-4 gradi circa. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.